Spending Review in tema di sanità, avete organizzato un incontro mensile per gestire gli ammortizzatori sociali. Questo accordo con l'INAIL è un modo per portare qualche soldo alle casse della Regione in ambito sanitario? Direi di sì, perché stiamo parlando di 20.000 veneti che comunque hanno bisogno di cure e di riabilitazione. Il fatto che l'INAIL paghi a piedi lista queste cure e riabilitazione evita anche una polverizzazione del servizio anche per loro. Loro lo facevano con dei centri propri da un lato e con parte della nostra sanità e cliniche private. Oggi si riorganizza tutto. A me sembra un bel segnale. Per la sanità volevo dirvi che continuo a leggere di notizie che non sono vere, per cui siamo un po' preoccupati perché i veneti, il dato concreto che noi dobbiamo dire è che la spending review, cioè il taglio nazionale, è stato di 1.800 posti letto in Regione del Veneto, 200 li abbiamo recuperati con la mobilità sanitaria, cioè lo Stato ci dice ve ne tagliamo 1.800 ma 200 ve li riconosciamo perché c'è gente che viene da fuori e quindi si va a 1.600 posti letto, dei 1.600, 1.200 li recuperiamo con gli ospedali di comunità. Cosa significa? Che il lungodegente è inutile tenerlo in un ospedale che costa 500-600 euro al giorno quando possiamo avere un ospedale dedicato a lui che è anche più compatibile con la sua patologia e quindi 1.600 meno 1.200 fa 400, quindi il taglio di 400 posti letto è un taglio che è suddiviso su 75 ospedali in Veneto significa 6 posti letto per ospedale. Questa è la tragedia veneta. Tragedia in che senso? Ma nel senso che spesso si gioca con i numeri e si fa passare l'idea che i veneti dovranno farsi curare sulle tende da campo o sugli accampamenti. Finiamola con queste farse, anzi io direi che d'ora in poi mi guarderò bene anche di controllare la divulgazione di dati sbagliati perché ho l'impressione che ci siano tutti i presupposti anche per il procurato allarme. Il governo si è dato una roadmap per i primi 100 giorni dicendo di puntare su alcuni temi, però sembra ci sia un po' di divisione anche all'interno dell'esecutivo per quanto riguarda il lato delle riforme dell'architettura dello Stato. Io penso che sia doveroso di riformare questo Stato. I primi segnali negativi abbiamo già visti con la convenzione, con la mancata convenzione, che per i cittadini avrebbe significato avere un gruppo di saggi e i parlamentari che avrebbero lavorato alla produzione di un pacchetto riforme che poteva avere solo il sì o il no del Parlamento ma senza essere modificato. Si ritorna alla Babele e io ho già proposto in più occasioni che quantomeno si usi il sistema Città del Vaticano, Conclave, Cappella Sistina si chiudano e vengano fuori una riforma. Il Conclave aveva anche questa finalità, quando i papi stentavano ad essere scelti allora si chiudevano a chiave, no? Conclave, no? Cioè con la chiave. Il ricorso alla Corte Costituzionale per quanto riguarda le scuole materne, scuole d'infanzia, perché? Ma senta, noi siamo un'eccellenza, abbiamo le scuole paritarie, cioè private, quelle degli asili, della Chiesa e molto altro ancora, che sono tali perché esistono ormai da 200 anni in Veneto. Oggi se tutti i nostri studenti delle scuole paritarie andassero e chiedessero un servizio pubblico in Veneto non c'è servizio. Ma non ho capito il ricorso alla Corte su che base? Cioè cosa chiedete? Sulla base è che i nostri cittadini non sono in grado di avere un servizio pubblico in Veneto perché non esistono strutture statali. Allora proprio per questo chiediamo la parità di trattamento e non la disparità come accade. Perché questo? Perché vogliamo che siano finanziate dallo Stato le scuole paritarie che sopperiscono alla mancanza di quelle statali. Scusi, il fatto di continuare a sottolineare il suo ruolo da amministratore non politico, soprattutto adesso che la Lega aveva comunque il suo elettorato, l'aveva votata anche per fatto di scopo di macroregione, federalismo, allora certo. Non è un po' tradire parte del consenso elettorale? No, assolutamente, io non rinnego assolutamente le mie origini leghiste e il mio credo nel mio partito. Dico semplicemente che tutti quelli che mi conoscono sanno benissimo che quando vado nelle amministrazioni vado a rappresentare tutti i cittadini e non ho mai voluto portare dentro le beghe della politica nelle amministrazioni perché sono devastanti per il processo amministrativo.